Non è vero che in Sardegna non si sa a cosa servissero i pozzi sacri, le tombe dei giganti e le strutture sotterranee che oggi vengono vendute come misteriose o indecifrabili. Gli studi di Pettazzoni, le testimonianze di Aristotele, Simplicio e Filopono e la Sardinische Sage von den Neunschläfern di Rode, la saga dei 9 dormienti, mostrano un sistema coerente. Acqua sacra che guarisce e giudica attraverso le ordalie, culto degli eroi, incubazione presso i sepolcri. E questo sistema ha una geografia precisa, che puoi seguire da sud a nord senza inventare niente. Il punto chiave, da dire subito, è l'ordalia, il giudizio divino attraverso una prova rituale. Pettazzoni mostra che in Sardegna esisteva una vera ordalia dell'acqua nei casi di furto e di colpe gravi. Non è una metafora, è l'acqua che decide la colpa. In area del Gerrei e del bacino del Flumendosa, dove il culto dell'acqua è fortissimo, si inseriscono tradizioni che rientrano nello stesso quadro dell'ordalia dell'acqua documentata da Pettazzoni in Sardegna. Salendo verso il centro-sud, il blocco più potente è la Giara di Serri, con il santuario di Santa Vittoria, in un paesaggio che continua con la Giara di Gesturi, piena di conche rupestri chiamate Sas Nurras. Dal vestibolo scende una scala di pietra di 13 gradini fino al fondo della cella, dove una conca scavata nel basalto raccoglie l'acqua. Intorno, lastre calcaree messe a coltello filtrano lentamente l'acqua piovana che stilla nel fondo. L'acqua nasce dentro il santuario, protetta dall'architettura, in continuità con l'uso più antico delle conche naturali come le Sas Nurras della Giara. La scena rituale che Pettazzoni ricostruisce è precisa. Forse solo il sacerdote scendeva nella sacra cella ad attingere il magico elemento, dopo che nel vestibolo, in capo alla scala, era stata sgozzata la vittima consacrata dal supplicante alla divinità. Sacrificio in alto, discesa nel ventre del tempio, risalita con l'acqua sacra. Il vestibolo è pieno di doni pii e di bronzi votivi. Pastori, guerrieri, adoranti e figure iperantropiche, uomini con 4 occhi e 4 braccia, che Pettazzoni collega al culto delle acque consacrate e all'ordalia. Qui l'acqua è insieme terapeutica e giudiziaria, guarisce, ma può anche condannare. Il santuario di Santa Vittoria sulla Giara di Serri, legato alle Sas Nurras della Giara di Gesturi, è la prova materiale di un culto costruita intorno all'acqua, non di un semplice pozzo funzionale. Sempre in area centro-sud, Pettazzoni mostra la continuità fra tombe megalitiche e pratiche dell'acqua. A Barrali, in zona Snelli, e a Sant'Andrea Frius, segnala tracce di santuari antichissimi e tombe dei giganti, che rientrano nel quadro megalitico campidanese, strutture lette come sepolcri d'eroi e legate alle sopravvivenze del culto dei morti in Sardegna, che lui collega poi all'incubazione. Un altro esempio è il comune di San Basilio, che conserva la chiesa di San Basilio e i pozzi sacri. Più a nord entri nell'altopiano di Abbasanta, dove il legame fra pozzi sacri e tombe dei giganti diventa quasi una mappa. Qui Pettazzoni colloca il pozzo sacro di Santa Cristina, uno dei templi a pozzo più importanti, sullo stesso piano di Serri. La scala che scende, la camera perfettamente costruita, l'acqua perenne, un'architettura rituale dell'acqua. Nello stesso distretto, a Goronna, le tombe dei giganti sono lette da Pettazzoni come sepolcri d'eroi. Insieme al pozzo sacro di Santa Cristina, sullo stesso altopiano, formano 2 poli complementari, acqua sacra e culto degli antenati eroizzati. Accanto a loro, il nuraghe Losa entra nel quadro come altro nodo di questo distretto sacro, dove nuraghi, templi a pozzo e sepolcri eroici fanno parte di un unico sistema. Più a occidente, ma nello stesso orizzonte, c'è il complesso di Tamuli presso Macomer, monoliti e strutture megalitiche che Pettazzoni indica come luoghi di culto e di sepoltura eroica, un altro tassello della rete centro-settentrionale. Ancora più a nord-est, ma sempre nella Sardegna interna, Pettazzoni parla del santuario di Abini in territorio di Teti, nel Mandrolisai, nel cuore della Barbagia Alta. Abini è un grande santuario interno con conche rupestri, strutture megalitiche e una quantità impressionante di bronzetti votivi. Proseguendo verso nord e verso est, il filo dell'acqua sacra continua a riemergere. Bitti è ricordata per una fonte ritenuta miracolosa, collegata a riti di guarigione. Ci si lava, si beve, si fanno voti. È un santuario d'acqua cristianizzato, ma la logica è la stessa. L'acqua come mezzo terapeutico sacro. Alla Nusei compaiono cippi sacri e resti archeologici legati al culto, segni di un centro religioso in Ogliastra che si inserisce nella fascia del Flumendosa, di Pauli Gerrei e nel sistema interno dei santuari. A Golfo Aranci, nel nord-est, Pettazzoni ricorda un pozzo a cui si ricorre per guarire dalla malaria ed altre malattie. Un pozzo costiero, non interno, che porta il tema dell'acqua terapeutica anche sulle rotte marittime del Tirreno. In parallelo, Angius, nel suo città e villaggi della Sardegna dell'Ottocento, conserva la memoria dei nomi dell'acqua.
Intorno a Nuraki registra sorgenti e acque particolari come Sasbenales de Obretu, Abba Sutterrada, acqua sotterrata, e Abba Uddi, acqua calda. Su questo paesaggio d'acqua e di santuari si innesta il tema dei morti eroizzati e dell'incubazione. Pettazzoni, leggendo Aristotele attraverso Simplicio e Filopono, ricorda un uso sardo molto preciso: andare presso i sepolcri degli eroi e dormire lì, in un sonno rituale, per ottenere risposte e interventi non ordinari. Questo è il rito dell'incubazione: passare la notte in un luogo sacro per ricevere sogni rivelatori o effetti terapeutici. Pettazzoni identifica i sepolcri degli eroi di cui parlano Aristotele, Simplicio e Filopono con le tombe dei giganti della Sardegna. I grandi sepolcri megalitici di Barrali San Basilio, Snelli, Sant'Andrea Frius, Goronna, Tamuli e altri gruppi centrali non sono tombe anonime. Sono luoghi destinati a eroi e antenati, dove si continua ad andare per dormire, chiedere e ricevere. Qui entra Rode, con la Sardinische Sage von den Neuen Schläfern, la saga dei 9 dormienti sardi. Rode raccoglie e analizza una tradizione che parla di 9 eroi dormienti, legati a Eracle, figli o compagni dell'eroe, che riposano in una Heilige Höhle in Sardinien, una grotta sacra in Sardegna, pronti a risvegliarsi. In questa saga i Neunschläfer non sono morti, dormono. Sono la forma mitica di ciò che il rito dell'incubazione produce nella coscienza collettiva. Se per generazioni vai a dormire presso i sepolcri degli eroi, finisci per immaginare che siano loro, gli eroi, a dormire sotto di te, pronti a rialzarsi quando il tempo sarà maturo. La leggenda dei 9 dormienti non è un'aggiunta poetica, è il riflesso narrativo di un culto che usa le tombe dei giganti come sepolcri eroici e luoghi di contatto. Se metti insieme tutto, il messaggio è chiaro. Nei templi a pozzo e a cupola come Santa Vittoria sulla Giara di Serri, Santa Cristina, il santuario interno di Abini a Teti nel Mandrolisai, l'acqua viene raccolta, filtrata e custodita per guarire e per giudicare. L'ordalia dell'acqua, che Pettazzoni paragona alle ordalie africane, fa da tribunale divino in luoghi come Pauli Gerrei sul Flumendosa, le tombe dei giganti di Barrali San Basilio, Snelli, Sant'Andrea Frius, Goronna, Tamuli e gli altri sepolcri megalitici centrali sono sepolcri eroici, al centro di un culto dei morti con incubazione, ricordato da Aristotele, Simplicio e Filopono e cristallizzato nella saga dei Neunschläfer raccolta da Rode. Bitti, Lanusei, Golfo Aranci e i nomi d'acqua di Nuraki, Sasbenales de Obretu, Abba Sutterrada e Abba Uddi confermano che la rete dell'acqua sacra è terapeutica, arriva fino al nord-est e alla costa. Questa non è una ricostruzione fantasiosa, è un percorso reale da sud a nord, fatto di ordalie dell'acqua, santuari, tombe dei giganti, 9 dormienti, Sardus Pater, Sardus, Iolao e Eraclidi, con nomi e luoghi precisi. Se oggi qualcuno dice «non sappiamo a cosa servivano», questo materiale ti permette di rispondere che lo sappiamo e come. I dati ci sono già, basta rimetterli in fila. Alla fine, tutta questa mappa di acque sacre, ordalie e sepolcri eroici non parla solo del passato, ma di come scegli di stare davanti alla tua storia. Il vero mistero non è capire a cosa servissero pozzi e tombe, ma decidere se restare tra i dormienti o rialzarti insieme a loro. Grazie a tutti e al prossimo video.